Ma io credo che intanto abbiamo a che fare con una città di Conegliano che ha un potenziale enorme, uno spazio unico che è la porta dell'UNESCO. Abbiamo una stazione di treni che porta i turisti e che porterà i tanti turisti che verranno da qui a qualche anno, perché dobbiamo pensare che l'obiettivo di questa area qui è arrivare tra Conegliano e Valdobbiadene e raggiungere 1,5 milioni di turisti, perché l'interesse che c'è in questo contesto, non solo perché esiste il Prosecco, ma perché ci sono delle eccellenze straordinarie, perché c'è un paesaggio unico e perché l'UNESCO porterà a questi numeri, perciò dobbiamo essere bravi a intercettarli, a dare dei servizi che siano all'altezza di quella che è la richiesta, perché l'enoturista o il turista che verrà è un turista esigente che vuole comunque qualità nei servizi, quando si parla di ristorazione, quando si parla di hotel, quando si parla anche di servizi logistici che tante volte mancano, e su questo bisogna essere bravi a dare quelle risposte. Poi ripeto, gli spazi che si creeranno, abbiamo visto sera di progetti straordinari della famiglia Gregolini e di Mazza che si svilupperanno negli anni, sono una grande opportunità anche per noi della Coldiretti, perché all'interno possono nascere dei contesti dove anche il produttore stesso, che sia di vino piuttosto che del miele, dell'olio, di tutte quelle eccellenze che abbiamo, di formaggi che abbiamo sul territorio, può dare sfogo e può dare modo anche alla sua azienda di mettersi in evidenza e avere quel contatto diretto col consumatore, che può essere il cittadino di Conegliano come il turista che viene da qualsiasi parte del mondo. E questo, ripeto, è una grande opportunità per tutto quello che è il commercio che noi come Coldiretti, ma che comunque anche il mondo della ristorazione potrebbe offrire in quei spazi, in quei contesti. Perciò ben vengano queste iniziative, ben vengano questi pionieri, diciamo, anche dell'imprenditoria, che hanno queste visioni straordinarie, che mettono mano anche non solo al portafoglio, ma anche danno una grande opportunità al territorio per poter evolversi e per dare comunque migliorare quell'aspetto, diciamo, anche sociale, che magari in qualche maniera diciamo, negli ultimi anni non è sempre venuto a presentarsi. Perciò io credo che ben vengano questi investimenti, e che daranno sicuramente una grande lustro e una grande opportunità per tutta la cittadinanza, e per dare a Conegliano e comunque all'area UNESCO Conegliano Valdobbiadene diciamo, quel grande sviluppo che sicuramente verrà nei prossimi anni.